Partiamo da questo sondaggio, questa survey che avete mandato agli istituti e ai dirigenti scolastici degli istituti veneti. Ne è uscito che si devono almeno il doppio delle ore dello psicologo scolastico. Curare il benessere dei docenti fa bene ai docenti stessi, evidentemente sono dei lavoratori, è importante curare questa dimensione per un loro star bene a scuola, ma anche può avere ricadute a molto lungo termine, molto bene intervenire con studenti e studentesse, questa è un'esigenza che è sentita dai dirigenti. Partiamo dalla carta d'identità dello psicologo scolastico. Intanto si è reso necessario, tra virgolette, costituirla, l'avete redatta voi, no? Come gruppo di lavoro dell'Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi del Veneto. Sì, è uno strumento che è nato proprio sulla necessità di informare in modo molto più dettagliato e approfondito sul ruolo dello psicologo e della psicologa a scuola, e quindi non ridurlo semplicemente all'erogazione del servizio di sportello scolastico, di ascolto, ma appunto ampliare tutto ciò che può fare lo psicologo per promuovere il benessere, non solo, anche qui abbiamo cercato di allargare, non solo per studenti e studentesse, ma per tutta la comunità scolastica, quindi genitori, famiglie, docenti, personale scolastico, dirigenti. Lo psicologo è una persona che in questo momento, più che in passato, può fare la differenza all'interno di una scuola, perché diventa il supporto per l'istituzione scolastica, per l'insegnante che deve cambiare passo, che deve comprendere i nuovi fenomeni. È uno psicologo che, più che nel suo spazio di parola uno a uno all'interno delle sue stanze tradizionali di cura, intendo, diventa colui che può veicolare conoscenze nuove, cambi di prospettiva, dialogo, sviluppare modalità più accoglienti.